Onorevole Meloni, oggi da Valdobbiadene un monito importante sul tema del Prosecco, qui incontrando tutti i produttori del Conegliano Valdobbiadene di OCG. È la prima fila di una battaglia che Fratelli d'Italia è interamente impegnata a condurre, perché non c'è solo, ma già sarebbe sufficiente, il tema della tutela di uno dei marchi più prestigiosi del Made in, c'è proprio il tema della tenuta delle denominazioni, che è un minimo che siamo riusciti in questi anni a raggiungere a fronte di quello che sarebbe necessario per difendere il nostro marchio. Se venisse riconosciuta la richiesta della Croazia, di fatto salterebbe tutto il sistema, e quindi dopo il Prosecco, o comunque insomma Conegliano, Valdobbiadene, d'OCG, sarebbe poi il turno di molte altre produzioni che hanno fatto grande l'Italia, per cui è una battaglia sulla quale Fratelli d'Italia è in prima fila. Onorevole Meloni, cosa pensa del risultato degli amministratori di Fratelli d'Italia sul territorio, il consigliere regionale Razzolini e anche il consigliere comunale più votato alle ultime amministrative, Claudio Borgia, vice sindaco di Montebelluna? Una gran bella classe dirigente, molto giovane, molto capace, che ci ha dato grandi soddisfazioni in un territorio nel quale non era facilissimo imporsi, proprio perché siamo abituati a parlare di temi molto concreti e siamo abituati a conoscere i territori e a fidarci a chi fa politica sul territorio, per cui io sono molto fiera di questa classe dirigente, sono fiera delle percentuali che Fratelli d'Italia ha fatto anche in queste elezioni amministrative e credo che si possa ancora migliorare, lavoriamo per migliorare ancora, ma sicuramente la dimostrazione che il racconto che si fa sulla classe dirigente di Fratelli d'Italia, che mancherebbe, è in realtà un racconto strumentale. Guardi, io credo di poter vantare oggi, ma perché noi abbiamo dovuto diciamo così, guadagnare ogni centimetro facendo tanto lavoro, credo che oggi quella di Fratelli d'Italia sia in assoluto una delle migliori classi dirigenti che esistono sul territorio. Consigliere Razzolini, un segnale forte quello di Giorgia Meloni oggi a Valdobbiadene, parole significative che non vi dimenticherete. Qual è il segno che ha lasciato Giorgia Meloni a Valdobbiadene? Il segno è della vicinanza, in questo caso della politica nazionale, al territorio. Questo per chi fa politica è fondamentale, perché tante volte poi ci lamentiamo che eleggiamo i nostri rappresentanti e che poi non si fanno vedere. Oggi avere qui il leader del partito più forte in questo momento in Italia a Valdobbiadene è sicuramente un grande onore e orgoglio, ma anche da speranza che veramente le esigenze di questo territorio siano capite e portate avanti. A nome dei produttori della DOCG, che cosa avete detto oggi all'onorevole Meloni? Oggi abbiamo presentato la nostra denominazione con le nostre problematiche, ma anche con le nostre tappe che abbiamo portato avanti in questi anni, e anche tutte quelle che sono le nostre caratteristiche e i nostri progetti che vorremmo portare avanti nel futuro. Quindi chiediamo anche per questo un aiuto e un sostegno per tutti i viticoltori e per tutti i produttori che nel futuro dovranno avere altre sfide importanti. La presenza del presidente di Fratelli d'Italia qui a Valdobbiadene è un segno di attenzione per questo territorio, che ormai è la ribalta nazionale? Io credo di sì, e l'abbiamo vissuta così, l'abbiamo vissuta come un'attenzione a questo territorio e quindi anche alla gente, alle famiglie che vivono qui, e questo significa sentirsi diciamo in qualche maniera sorretti anche dal punto di vista dei ministeri e di Roma.